Marcella Carlisi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, per lanciare domani domenica in piazza Cavour dalle 10 del mattino una petizione, una raccolta firme dei cittadini per inoltrare la sfiducia al sindaco Filetto. Sì, grazie. Noi, visto che questa sfiducia è stata depositata ma ancora non è stata firmata nel numero necessario di consiglieri comunali, chiediamo ai nostri cittadini di dare indicazione se effettivamente capiscono che c'è il bisogno di allontanare questa amministrazione dalla città, non stiano a lamentarsi, ma almeno diano un segno concreto del loro fastidio firmando questa petizione. Una petizione che si può anche firmare online nelle nostre pagine Facebook del Movimento 5 Stelle Agrigento, sulla mia pagina Facebook trovate l'indirizzo per andare verso questa petizione che si trova sulla piattaforma di change.org. Quindi firmate, se avete voglia, dimostrate che questa amministrazione che ci sta tenendo nella spazzatura, che non riesce a reggere questa città, che non dà occasioni di sviluppo a questa città, vada via, perché rischiamo di fare una fine che si potrebbe a quello che almeno viene dalla vicina Porta Empedocle avvicinare a quello che sta succedendo a Porta Empedocle. Voi avete anche puntato il dito per l'autonomia degli assessori, tutti indipendenti, però tutti assessori di Filetto. No, tutti sono indipendenti, questa è l'unica promessa che adesso, non prima, sta effettivamente mantenendo Filetto. Il problema è che forse qualche parte politica ha interesse a formare una nuova maggioranza, quindi se voi volete smontare questa sorta di giochetto andate e firmate.